Stefano Gardenghi lavora per una ditta che si occupa della trasformazione di questi prodotti, no? Di questi sottoprodotti, non solo, quindi è un'azienda che è specializzata a tutto campo. Nel dettaglio che cosa avviene? Qual è il processo che si mette in pratica per cercare di utilizzare in termini agronomici, su bietole e non solo, i sottoprodotti dello zuccherificio? Sì, praticamente questo progetto, che adesso diciamo anche il nome, che si chiama Energeo, è un progetto che è nato proprio per valorizzare le calci da zuccherificio che sono in una forma fisica diciamo difficile da utilizzare, perché è un prodotto che viene distribuito in campo a quantità molto elevate, parliamo di 30-40 tonnellate d'ettaro, molto polverulento, è da gestire a livello meccanico in maniera difficile, non con attrezzature convenzionali. Noi siamo riusciti attraverso il nostro impianto di lavorazione, che è presso Ripal Tarpina, attraverso un processo industriale innovativo, perché il prodotto è anche molto umido, quindi noi riusciamo ad essiccarlo, siamo riusciti a granularlo, quindi siamo riusciti a creare dalla calce un prodotto granulato standard che può essere utilizzato con qualsiasi attrezzatura di campo. Quindi abbiamo creato un prodotto che può essere utilizzato sia vicino allo zuccherificio, perché le calci normalmente venivano trasferite per i quantitativi nell'arco di 30-40 km, qualche caso 60. Invece in questo caso qui abbiamo un prodotto che è standardizzato, confezionato, può essere trasportato, può essere conservato e quindi a disposizione di tutti gli agricoltori. Quindi è un'opportunità di valorizzare un prodotto, qual era la calce, che ha un valore importante ammendante. La cosa però interessante è che non ci siamo fermati a fare una granulazione. Alla calce noi abbiamo aggiunto una tecnologia che si chiama appunto Energeo, da cui prende il nome il prodotto commerciale, che serve diciamo per valorizzarle. Infatti parliamo di calci valorizzate, perché andiamo praticamente con questa tecnologia che viene dal nostro centro mondiale della SEMI, che è il centro mondiale dell'innovazione che si trova a San Malo ed è il più grande centro di ricerca di una società privata in Europa. Siamo riusciti a far sì che questa tecnologia applicata alle calci vada ad agire sui fattori della fertilità del suolo. Quindi andiamo praticamente ad agire sul pH, andiamo ad agire sulle ossidoriduzioni, quindi sul potenziale redox, indirizzando il tutto in modo che la cultura possa avere una situazione di terreno che sia più amichevole, chiamiamola così, o comunque che gli crei una situazione di campo tale da poter crescere in maniera migliore, quindi da sprecare meno energia per cercare di nutrirsi e di crescere, ma di dedicare tutta quell'energia che produce attraverso la fotosintesi a creare quindi pianta e anche produzione. Come è stato detto, è un prodotto che può essere utilizzato su tutte le culture. Ci tengo perché molte volte, essendo la materia prima derivata dalla bietola, ci dicono ma va bene per la bietola. No, siccome agisce sulla fertilità del suolo, il suolo è lo strato su cui tutte le culture lavorano. Quindi avere uno strato favorevole alla cultura sicuramente ne partiamo con un vantaggio importante dal punto di vista agronomico. Ed è adatto quindi a qualsiasi tipologia di suolo, perché c'è stato uno studio proprio del nostro centro che ha fatto sì che praticamente questa tecnologia è un complesso, non è una tecnologia una, è un complesso di tecnologie, per cui l'azione viene gestita da questa tecnologia indipendentemente dalla tipologia di suolo. Quindi lei, a secondo della tipologia di suolo, agisce facendo sì che ci siano più elementi minerali disponibili. Viene preservato un fattore importantissimo che è la sostanza organica. Abbiamo terreni, certamente se andiamo in Lombardia c'è molta sostanza organica, ma se parliamo di terreni dell'Emilia ne abbiamo, specie nelle zone diciamo, della bassa Emilia, esatto, dove non c'è zootecnia, abbiamo delle carenze importanti. Terreni sciolti c'è un'ossidazione fortissima, quindi la perdiamo. Questa va a compensare, limita questo effetto di perdita della sostanza organica. Nei terreni dove ce n'è troppa invece evita che questa sostanza organica in accumulo vada a subire delle marcescenze, quindi delle fermentazioni che poi possono creare fenomeni di fitotossicità alla pianta, quindi la trasforma in humus, la trasforma in sostanza minerale. È un prodotto veramente molto interessante da questo punto di vista. Diciamo che è un prodotto che stiamo sviluppando in maniera importante. Abbiamo fatto molti test sul prodotto, i risultati produttivi e qualitativi su tutte le culture di cui è stato applicato ha dato dei risultati veramente molto performanti. Ecco.
Il 26 settembre scatta Acciai Aperte, quindi oltre una trentina di imprese, insomma, di settore apriranno i battenti per fare vedere, insomma, il nostro oro nero che, insomma, riguarda il 23%, vale il 23% dell'export totale dei prodotti indicazione geografica protetta, quindi con svariati miliardi di euro che rappresenta l'IGP e milioni per quel che riguarda l'aceto balsamico tradizionale di Modena. Allora, un appuntamento che serve per, dopo questo Covid, serve insomma per rinforzare quello che è un prodotto di eccellenza modenese e anche reggiano. Ma è un segnale di ripartenza molto forte che arriva proprio dai produttori dopo IGP. Ben 33 acetaie saranno a disposizione del pubblico direttamente domenica 26 settembre e credo che questo sia un buon segnale. Abbiamo registrato già qualche segnale importante anche sul piano dell'imbottigliamento della produzione da aprile-maggio in poi, quindi se questa pandemia se ne va, ci auguriamo tutti che se ne vada, credo che riusciremo a tornare ai livelli, supereremo sicuramente quelli del 2020 perché è stato un anno particolare, raggiungendo probabilmente quelli del 2019 che già erano stati anni molto importanti. Credo anche che il ritorno del turismo, anche se ancora non è a grande regime, ma insomma anche questo accordo di turismo fra Modena e Bologna credo che darà i suoi frutti. Credo che il 2022 potrebbe essere un anno di rinascita completa. Questo è l'aspetto positivo, c'è un aspetto così negativo che riguarda invece la denominazione aceto balsamico di Modena. Il governo sloveno, è un tema che ormai abbiamo affrontato altre volte, ha notificato alla Commissione europea una norma tecnica che di fatto cerca di trasformare la denominazione aceto balsamico in uno standard di prodotto. C'è stata una levata di scudi, quindi insomma il mondo, diciamo, agricolo e le istituzioni, voi per primi vi siete mossi per cercare di porre freno a questo tentativo di imitare un prodotto di eccellenza, quantomeno nel nome. Questa è una spina nel fianco, come si direbbe, che ritorna puntualmente per tentativi di paesi europei. In questo caso noi appena abbiamo saputo di questa notizia abbiamo interessato direttamente io personalmente, il ministro Patuanelli già alla fine di giugno in un convegno nazionale a Grosseto, poi abbiamo invitato il sottosegretario Centinaio a Modena che è venuto e ha ascoltato. Credo che adesso il governo nel suo insieme debba prendere posizione. Volevo ringraziare anche il presidente della regione Bonaccini che è entrato in campo con tutto il suo peso, la sua importanza, mi auguro che faccia sentire la sua voce anche a livello nazionale e probabilmente speriamo di riuscire a bloccare questa cosa, perché potrebbe essere l'inizio di una brutta discesa, perché c'è l'attacco da parte dei paesi europei contro le doppie IGP, che noi ne abbiamo tantissimi, siamo la prima provincia in regione, la regione è la prima regione in Europa, quindi, ma questo non è solo per il fatto di campanilismo, difendiamo una tradizione, una storia e posti di lavoro ed economie che non possiamo permetterci di svendere a queste logiche che noi non condividiamo. Peraltro insomma, anche il Prosecco insomma, è un po' minacciato da questo tentativo di imitare con Prosecco, quindi voi come produttori di aceto potreste fare cartello con i produttori di Prosecco? Ma io ho detto a chi di dovere che dobbiamo agganciarci al Prosecco, perché il Prosecco è un vino che ha avuto successo in tutto il mondo e questo attacco è proprio una cosa pericolosissima. Quindi Bonaccini e Zaia, che già hanno collaborato anche nella conferenza Stato-Regioni, credo che possano insieme difenderci e far sì che l'Italia nel suo insieme difenda le produzioni dopo IGP, che è una ricchezza che abbiamo e dobbiamo tutelarla.